Convegno di domenica 25 ottobre, a tutti buon pomeriggio. Prima corsa riservata ai gentleman, un handicap sul doppio chilometro, 2060 Zardovalde, Teseo Gas, Tommy, Ontario Regal, Osiri De Rona, 2080 Roger P. Rambo di Cesato. Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con tentativo di avvantaggiarsi da parte di Tommy, che sopravanza Teseo Gas e va a condurre all'esterno, dovrebbe essere Osiride. Osiride Ron in breve si porta su Tommy, attacca e ottiene il via libera. 200 metri completati da Osiride Ron che conduce ora su Tommy. In terza posizione rimane Teseo Gas nei confronti di Zardovald. Più indietro c'è Rambo di Cesato, mentre Roger P è all'esterno e progredisce gradualmente lasciando in coda Ontario Regal. 31,4 per i 400 iniziali con il più atteso Osiride Ron in vantaggio. In seconda posizione rimane Tommy davanti a Teseo Gas, via via gli altri con Roger P che per il momento non progredisce, si mantiene nelle posizioni di rincalzo, ora risale a metà gruppo. La sua schiena è presa da Rambo di Cesato, che non aspettava altro che avere la schiena del compagno di nastro per avanzare a sua volta. Roger P gradualmente si porta ora a ridosso di Tommy, che segue sempre Osiride Ron, che si permette un primo chilometro in 1,21. Osiride in vantaggio su Tommy, Roger P all'esterno di Teseo Gas, Rambo di Cesato in scia, più indietro c'è Zardovald che precede Ontario Regal. Si arriva così a 800 dalla conclusione senza una vera e propria accelerazione, ora un 15,1 davanti alle tribune, ma Osiride è sempre facile nelle mani di Michela Rossi. In seconda posizione si mantiene Tommy, all'esterno Roger P comincia ora a venire con maggior decisione e si trascina Rambo di Cesato. A contatto è sempre anche Teseo Gas, intanto 600 scarsi alla conclusione, un altro parziale in 15,1 con Roger P che tenta di prendere sotto tiro Osiride Ron a 500 dal palo, Rambo di Cesato in schiena. Alla corda è sempre Tommy, 400 alla conclusione, ora il parziale in 14,7 da parte dei due numero 1 di testa, Zardovalde, con Roger P che insiste su Osiride Ron che si difende. 250 alla conclusione, Osiride Ron prova a scappare, Roger P comunque è sempre lì a ridosso e in retta d'arrivo. Ci sarà duello fino in prossimità del palo, probabilmente Roger P attacca ancora, si difende bene per Osiride, insiste ancora Roger, finale con Osiride, Roger sul palo, Osiride Ron salva ancora una incollatura scarsa su Roger P, terzo posto per Rambo di Cesato, 1,18,2. Ce l'ha fatta dunque Osiride Ron, il favorito, con Michela Rossi in sediolo, decisa ad andare ad assumere il comando dopo una buona partenza con i nastri e poi a ribattere a un Roger P molto generoso che ha lottato fino nei pressi del palo. Andiamo a rivedere l'arrivo con Osiride Ron lungo la corda, Roger P all'esterno che guadagna terreno, ma Osiride Ron mantiene ancora una incollatura sul traguardo. Ecco il palo e Osiride Ron un'incollatura precisa su Roger P. Più indietro al terzo finisce Rambo di Cesato. Osiride Ron, Michela Rossi, Salvatore Valentino, la quota da favoriti di 2,08.